Buongiorno e ben trovati a questo appuntamento con Voi la Linea. Oggi giornata dell'Epifania, tante le celebrazioni sul territorio, a partire dalla suggestiva cerimonia che si è svolta a Cividale del Friuli con la Messa dello Spadone, il rito solenne appunto che celebra questa giornata nel Duomo cittadino. Dopo 2 anni è tornata anche la rievocazione storica dell'ingresso in città del patriarca Marcardo di Randegg. Ci colleghiamo allora con Alexis Sabot che ha seguito per noi la messa. Una tradizione che si rinnova, la Messa dello Spadone a Cividale del Friuli. Sindaco Daniela Bernardi, finalmente si ritorna nella tradizione alla normalità. Sì, infatti questo è il bello del 2023, ripartiamo dopo 2 anni di fermo non dovuti ovviamente a noi ma a causa di forza maggiore, ripartiamo veramente alla grande. Le campane, anche queste sono sinonimo di veramente una grande festa, una Messa dello Spadone che è un momento di celebrazione solenne ed importante dove la storia viene ripercorsa e ovviamente a conclusione della messa la rievocazione dell'ingresso di Marquardo von Randegg, il patriarca in Cividale, con tutti i figuranti che si stanno prodigando per poterci regalare un momento affascinante proprio di questo ingresso. La giornata è favorevole per loro, io penso sempre ai figuranti perché devono stare fermi e se c'è tanto freddo ovviamente loro patiscono per poterci regalare questi momenti, ma allo stesso modo con il 2023 ripartiamo anche con il ricordo. Più di 30 anni fa è partita la rievocazione storica e con delle persone che sono stati promotori e che ora purtroppo non ci sono più e con tanti anche figuranti che hanno partecipato all'inizio e poi nel percorso della vita purtroppo li abbiamo persi, ma ci hanno lasciato una grande eredità ed i giovani e tutti noi vogliamo continuare con questo messaggio. La storia a Cividale 1366 è partita facendo grande Cividale, continuiamo a farla grande con tutti i ricordi, la storia deve essere alla base delle radici di tutta la vita di ogni cittadino. Un appuntamento storico ma anche un'attrattiva turistica, ne parliamo con il vice sindaco assessore al turismo Ruolo, insomma già tanto movimento questa mattina. Sì, diciamo che sicuramente il tempo aiuta, poi abbiamo visto quest'anno con tutte le manifestazioni che sono ripartite post-Covid, c'è stata sempre una grandissima affluenza. Sono contento, si chiude un po' un ciclo con oggi, nel senso quest'anno ci è servito appunto a far ripartire tutte le manifestazioni, ad agosto c'è stata la ripartenza del Palio, adesso la rievocazione e ringrazio tutti a partire dagli uffici a tutti i figuranti, i volontari. Non è stato facile, ma grazie alla loro determinazione, al loro attaccamento alla città siamo riusciti in questa avventura, io la chiamo così. Da domani parte un nuovo ciclo che speriamo porti di nuovo questi appuntamenti a essere sempre più attrattivi e quindi anche mezzo di attrattività turistica per la nostra città. Ci tenevo quest'anno, visto che stiamo chiudendo un ciclo, questa rievocazione io la dedicherei a Pierino Tolazzi, è la prima rievocazione che facciamo senza Pierino, il sindaco prima ha ricordato anche altre figure che nel corso degli anni poi non hanno più fatto parte della rievocazione, però Pierino era un po' un simbolo. E penso che anche il suo ricordo e quello che lui ha lasciato in tutti i volontari sia stato da stimolo per non perdere queste tradizioni. Assolutamente sì, perché sono tanti volontari che lavorano dietro e tante personalità che poi diventano insomma fulcro di Cividale del Friuli. Certo, devo dire la verità che quando hanno incominciato erano un gruppo di Cividale coeso che credeva proprio nel voler far sì che la città si rappresentasse in maniera bella ma in maniera storica. Abbiamo continuato, continueremo in questo percorso, l'attaccamento dei cividalesi, di tutti quelli che si uniscono a noi è importante, fulcro di riferimento, e vorrei anche ringraziare tutte le personalità che con il 2023 sono venute a Cividale con il piacere di poter
assistere alla messa, di poter vedere la rievocazione e di stare un attimo a Cividale e vedere quanto è bella la città e quanto è un punto di riferimento per il Friuli Venezia Giulia, che si propone quindi in Italia e nel mondo con tutte le sue varie iniziative. Vice Governatore, un appuntamento importante qui a Cividale del Friuli, abbiamo visto anche la protezione civile presente proprio anche in questi momenti dove è territorio e tradizione. E soprattutto la tradizione e la radice, quindi una occasione importante, una giornata importante, e tanto è vero che vediamo una partecipazione come sempre significativa, la presenza delle istituzioni. È bene che queste occasioni ci siano perché ci fanno guardare al futuro con speranza. Anche perché iniziano nel 2023 alla normalità dopo 2 anni di Covid. Speriamo tutti di recuperarla definitivamente. E tra poco ci sposteremo anche a Cividale per la messa del Tallero. Prima però vi raccontiamo un'altra storia delle migliaia di profughi ucraini arrivati un anno fa in Friuli Venezia Giulia. Sono rimaste poche centinaia di persone, tante sono tornate in patria per trovare la famiglia, per non perdere il lavoro, ma anche per le difficoltà trovate in regione, come ci racconta Uberlondro. Buongiorno, siamo qui nella sede provvisoria dell'Associazione Culturale Ucraina Friuli, un'associazione che si è mobilitata in questi mesi, nell'ultimo anno, per quanto succede in Ucraina. Abbiamo qui con noi il presidente dell'associazione, Vittoria Schiba, buongiorno. Ecco, partiamo subito da un dato. Nel corso di quest'ultimo anno in Friuli sono passate 120.000 persone, perché provenendo da est passavano di qua, ne erano rimaste circa 6.200, oggi sono solo 280 nelle strutture pubbliche di accoglienza. Dove sono andati i suoi connazionali? La maggior parte è tornata in patria, visto che nessuno si aspettava che la permanenza sarà così lunga, e sono tanti tornati a casa, anche perché non è che hanno trovato qua una sistemazione molto confortevole e hanno preferito tornare a casa, anche perché dovevano ricongiungersi con i loro familiari. Tanti sono tornati per il lavoro, altrimenti lo perdevano, e quelli che sono rimasti qua, proprio quelli che hanno trovato alloggi presso le strutture di accoglienza messi a disposizione dalla regione, e alcuni quelli che hanno trovato la sistemazione propria, quelli che hanno trovato già anche lavoro qua. Che tipo di persone è tornato in patria, che tipo di persone è rimasto qui? Beh, in patria sono tornati quelli che in primis hanno dovuto dove tornare, che hanno ancora le case e magari si trovano nelle zone meno colpite dai russi. Tipo Leopoli, in quella zona? In parte occidentale, anche nord, anche se adesso come adesso non c'è un posto sicuro in Ucraina, perché i russi colpiscono tutte le città, tutte le regioni sono state colpite, e qua sono rimaste le famiglie, quelle che hanno le case più il rischio o non ne hanno proprio. Abbiamo le persone proprio delle regioni di Lugansk, di Donetsk, quelli che sono stati anche occupati, allora quelli sono rimasti qua. Che difficoltà trovano i suoi connazionali che sono rimasti nello stare in Friuli? Beh, a parte che stare lontano dalla casa propria è sempre molto difficile, nelle strutture di accoglienza non sono le condizioni proprio tanto adatte per le famiglie, perché qua abbiamo le mamme con i bambini che devono frequentare la scuola, e se si trovano nei paesi lontani da Udine, dai centri proprio capoluoghi, è difficile la permanenza, difficile spostarsi senza la macchina, e quelli che hanno trovato alloggio proprio, che lavorano, tanti lavorano online, hanno lavoro come i programmisti, e quelli sono rimasti. E anche qua oggi abbiamo le persone che hanno aderito alla nostra associazione, fanno già parte integrale, tanti abitano ai Fagi, alla residenza Fagi, alcuni al centro Balducci, e altri quelli che hanno trovato sistemazione propria. Voi continuate comunque a raccogliere materiale da inviare in Ucraina, di cosa avete bisogno? Sì, noi continuiamo a raccogliere, grazie al gruppo Bardelli che abbiamo questo spazio, raccogliamo di tutto.
alimentari in primis, quello che viene richiesto, anche abbigliamento invernale, coperte, medicinali. Di questi prodotti c'è sempre bisogno e qua ogni giovedì, venerdì, sabato partono piccoli furgoncini caricati da aiuti umanitari. Anche stasera viene a caricare un camion che ha caricato metà in Liguria e ci siamo messi d'accordo con questa associazione che poi viene qua a completare il carico. Parliamo invece di cose belle. Venerdì 6 gennaio fate uno spettacolo alla chiesa del Carmine tra via Leopardi e via Aquileia. Di cosa si tratta? È una recita natalizia tradizionale che si chiama Vertep, sarebbe come un presepe vivente, che è una tradizione molto antica ucraina e noi al Carmine abbiamo fatto 10 anni ogni anno facevamo questa recita sempre 6 gennaio, e poi 2 anni per causa Covid eravamo fermi e quest'anno riparte questo spettacolo dove parteciperanno proprio anche tanti nostri profughi e poi anche il tema sarà cambiato, saranno i protagonisti nuovi. Proprio sarà tutto legato alla guerra. Mi dicevano che poi ci sarà una passerella di tutte le vostre tradizioni invernali. Sì, perché è un connubio di tradizioni natalizie e già di Befana, perché anche noi in Ucraina festeggiamo Befana come fine delle festività. Ecco, quindi appuntamento venerdì 6 gennaio alle ore 16 alla Chiesa del Carmine per lo spettacolo. Vi aspettiamo, saranno anche i nostri ospiti, un coro italiano musical che farà i canti natalizi in 5 lingue. Bene, qui dalla sede temporanea dell'Associazione Culturale Ucraina Friuli è tutto, a voi la linea. Grazie, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, a voi la linea torna tra poco. Seconda parte di A voi la linea, il caro bollette, l'arrivo delle famiglie ucraine e la scarsità di lavoro hanno generato una sostanziale impennata delle famiglie in difficoltà presenti sul territorio. Solo a Udine 120 nuclei di indigenti si affidano al centro di distribuzione di San Pio X. I referenti della collaborazione pastorale hanno raccontato che queste persone sono preoccupate anche per il calo delle offerte dal reddito di cittadinanza. Signora Franca, lei è la referente del punto di distribuzione di Udine Sud dei generi alimentari per le persone indigenti o cadute in difficoltà. Ci può dire se il bilancio è aumentato? Sì, sicuramente con la guerra in Ucraina è aumentato. Abbiamo avuto una quarantina di nuclei familiari in più, oltre a quelli che già seguivamo che sono di varie etnie, senz'altro. Negli ultimi giorni abbiamo saputo di una fila, di una coda, insomma, di persone che hanno bussato alla vostra porta per chiedere appunto alimenti. Sono aumentati anche gli italiani? No, direi che gli italiani abbiamo solo 6-7 che sono abbastanza regolari nel venire, non sono aumentati. La coda che si è verificata adesso probabilmente è perché con le feste di Natale hanno voglia di avere qualcosa di più, come abbiamo cercato di dare anche una borsa un po' più abbondante proprio in vista delle ferie. Io credo che sia per quello, spero che sia per quello, se no non ce la facciamo con i viveri. Che cosa distribuite? Beh, generi alimentari, pasta, riso, zucchero, pelati, se ci portano anche mele o kiwi in questa stagione e poi tonno, legumi, tutto quello che il banco alimentare ci fornisce. Ci fa qualche esempio di qualche persona che purtroppo è caduta in indigenza? Sono diverse le persone che sono cadute, anche perché adesso con l'aumento delle bollette molte famiglie sono venute veramente a chiedere se possiamo aiutarle o come possiamo fare, perché senz'altro questo numero è aumentato, assolutamente. Poi ci sono stati dei casi particolarissimi che stiamo cercando di aiutare, che si sono verificati in questo periodo. C'è stato un incidente, una bambina ferita, lì sono famiglie che hanno bisogno non solo di supporto morale ma proprio anche economico, senz'altro. Aumentano i friulani in difficoltà che chiedono aiuto, a chi possono rivolgersi? Qui in Udine ci sono
delle varie collaborazioni pastorali, il nuovo sistema un po' che stiamo vivendo a livello diocesano, dove ci sono parecchi punti di rifornimento sia di cibi che di vestiti normalmente, questi due settori che sono quelli un po' più importanti e quotidiani, insomma, ecco. Diciamo che ultimamente si sono aumentati un po' i numeri di accesso ai servizi Caritas parrocchiali e di collaborazione con l'arrivo dei profughi ucraini, senz'altro, ecco, perché sono arrivati senza niente. Ma da anni si sta comunque lavorando qui sul territorio con una bella testimonianza, a mio modo di vedere, di persone che si dedicano a questo, di associazioni che ci aiutano, sia diciamo praticamente, ma anche alle volte quando serve anche economicamente. Certo, passa ogni tanto qualcuno a chiedermi se sa dove posso andare a lavorare, sono in difficoltà con il pagamento di una bolletta dell'affitto. Insomma, cominciano un po', è aumentata, ecco, questa richiesta, perché è una realtà che purtroppo stiamo vivendo, ecco. Il problema è anche un po' forse che non è così facile come sembra trovare lavoro, cioè ci sono ditte che sono probabilmente in difficoltà, magari qualcuno viene licenziato, ma non assumono perché non ce la fanno neanche loro. Insomma, i problemi sono abbastanza complessi, mi pare, ecco. Come vanno le offerte da parte dei fedeli? Sono aumentate? Sono diminuite? Beh, insomma, nella Chiesa un po' si va in alto, un po' si va in basso, ma diciamo così che c'è stato un piccolo calo della presenza in Chiesa. Questo evidentemente fa calare un po' le entrate. È chiaro che le entrate che si fanno nella Chiesa non sono solo per la carità, sono anche per il mantenimento delle strutture, che spesso hanno dei grandi costi, anche perché abbiamo grandi strutture molte volte, ecco. Io credo che la generosità della gente rimane, e chiaramente c'è anche la gente stessa che viene nelle difficoltà, insomma, come tutti un po', non possiamo più giocare dando quello che voglio, non è più così, insomma, dobbiamo stare un po' attenti anche nel nucleo familiare, che ha le sue spese e i suoi impegni, ecco. E adesso ritorniamo a occuparci delle celebrazioni dell'Epifania. Lo abbiamo fatto nella prima parte di trasmissione, andando a collegarci con Alexis Sabot a Cividale per la messa dello Spadone, ma insomma tante saranno le celebrazioni che sono iniziate ieri sera con i tradizionali roghi epifanici, in particolare con i panevin della destra Tagliamento, le foghere nella bassa, che hanno dato con i loro fumi i primi responsi, anche se insomma il vento ha portato un po' di qua, un po' di là il fumo, e quindi insomma un anno incerto quello che si prospetta appunto il 2023, e tante manifestazioni, dicevo, che poi seguiremo nel corso dei telegiornali di oggi, e vi proporremo in uno speciale questa sera a partire dalle 21 su Telefriuli, che seguirà appunto la messa dello Spadone a Cividale, la messa del Tallero a Gemona, e poi appunto l'accensione del Pignarul Grant di Tarcento, che è in programma per le 19 di questa sera. Insomma, tante le iniziative per questa giornata dell'Epifania che Telefriuli continuerà a seguire. Adesso, come dicevo, abbiamo seguito Cividale, ci spostiamo a Gemona, dove c'era per noi Isabella Gregorato a seguire la messa del Tallero, la moneta d'argento che durante la funzione religiosa viene consegnata dal sindaco alla Chiesa come simbolo di concordia e collaborazione tra i poteri temporale e spirituale. Allora diamo la linea a Isabella Gregorato da Gemona. Un saluto ai nostri amici telespettatori da Gemona, dove si è appena conclusa la messa del Tallero. Ci sono ancora i figuranti che stanno uscendo dal Duomo, un Duomo molto gremito, non si vedeva da diverso tempo tanta gente all'interno della chiesa in occasione della manifestazione. Manifestazione alla quale oggi hanno partecipato anche diversi gruppi storici provenienti da tutta la regione, oltre che a spettatori, oltre che a turisti. Insomma, c'è tanta volontà di rinascita. Con noi il sindaco di Gemona, Roberto Revelant. Tanta volontà di rinascita, e adesso è uscito anche il sole, praticamente un'epifania con
buoni auspici. Sì, è stata veramente una bellissima edizione, c'è stata una grandissima partecipazione sia di figuranti ma come dicevi prima anche di tanti turisti e cittadini gemonesi che hanno voluto partecipare a questo evento di ripartenza vera, quindi crediamo che poi il sole ci ha fatto anche compagnia in questo momento, quindi credo che sia veramente di buon auspicio anche per il futuro. Credo che insomma questo, come dicevamo prima, sia una manifestazione che vada ulteriormente potenziata. Noi ci crediamo, vogliamo che insomma la città di Gemona creda in questi eventi, ne ha bisogno e credo che tutta la comunità si unisca in queste giornate di festa. Ecco, abbiamo detto tante persone, cercavo fra il pubblico anche l'assessore regionale Barbara Zilli, non la vedo intanto perché in questo momento ci sono le varie esibizioni al di fuori del mondo. Sì, ci sono degli spettacoli al termine della messa come ogni anno, ma quest'anno veramente abbiamo visto un Duomo granito, abbiamo visto una platea di pubblico numerosissima e credo che dia soddisfazione per il lavoro fatto dagli organizzatori per organizzare veramente al meglio questa manifestazione, quindi questo è il premio del lavoro fatto in questi mesi e questi anni. Parliamo di programmi per il 2023, oggi è una buona occasione, tra l'altro dobbiamo dire che anche quest'anno c'è la manifestazione, c'è praticamente di protesta ancora, i comitati chiedono ancora il potenziamento della locale struttura sanitaria. Ma credo che insomma, Gemona abbia subito negli anni dei depauperamenti e quindi i comitati hanno avuto anche ragione in questi anni di protestare. La differenza è che in questo momento invece siamo passati l'amministrazione è passata assieme alla regione e all'azienda sanitaria dalla protesta alla proposta, dalla proposta siamo arrivati ad una riforma di legge che premia e dà una nuova prospettiva al nosocomio di Gemona, si sta lavorando in questa direzione, c'è ancora tanto lavoro da fare, l'amministrazione comunale continuerà a fare la parte sua perché questo e che venga rispettato tutto quelli che sono stati gli impegni della regione e credo che per il futuro del nosocomio di Gemona ci sia un'altra visione rispetto a quella del passato che ovviamente renderà un insieme di servizi e di attività che sono necessari al territorio e alle nostre comunità. Un Tallero all'insegna della ripresa della normalità, tanta gente qui oggi sia in chiesa che fuori sulla piazza e per le strade di Gemona. Questo è un auspicio anche per il 2023. Un 2023 nel segno della ripresa sotto tutti i punti di vista? Sì, è un Tallero di rinascita, è un messaggio forte quello che parte dalla città di Gemona oggi ed è un messaggio di fiducia per questo anno 2023 e soprattutto è un messaggio di alleanza tra tutti i componenti della comunità, sia civile che religiosa, c'è un impegno a lavorare insieme per realizzare tutti gli investimenti e le iniziative che abbiamo dovuto in qualche modo rallentare in questi anni di pandemia, ma soprattutto per tenere alto il valore della coesione sociale, perché l'obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno. Ecco, è stato detto che mai come nell'ultimo anno siano stati praticamente indicati tanti finanziamenti, tanti soldi, la Regione investe tanto. Sì, noi abbiamo approvato una legge di stabilità record con oltre 5 miliardi e 80 milioni di risorse disponibili. L'obiettivo del Presidente mio è stato quello di sostenere la crescita del territorio regionale, quindi con investimenti che non sono effimeri ma che danno risposte durature e strutturali e confidiamo che anche se le risposte non si vedono nell'immediato possano essere risolutive di tante problematiche e dare soprattutto una mano ai nostri giovani per rimanere qui sul territorio e aprire imprese, continuare a crescere e soprattutto fare famiglia. Senta, oggi da Gemona due messaggi, uno praticamente nel corso dell'omelia, Don Valentino Costante dice: dobbiamo valorizzare queste opere di Pomponio Amalteo. Ci sono possibilità per dare risposte appunto in occasione del 50° dal terremoto? Ringraziamo Don Costante per questa proposta, noi rispondiamo sì al suo invito perché è interesse dell'amministrazione regionale di concerto con l'amministrazione comunale e la sovrintendenza ridare splendore e luce ai lacunari di Pomponio Amalteo, un tesoro di bellezza di questa città che appunto troverà collocazione all'interno di Palazzo Scarpa, un palazzo nel cuore del centro storico gemonese che sarà sede dell'Università di Scienze Motorie. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di A Voi la Linea, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata con i programmi di Telefriuli.